Benvenuti amici telespettatori, oggi torniamo a parlare della Grande Guerra ed in particolare degli itinerari in quei luoghi che sono stati scenario di grandi battaglie. Lo faremo con l'appassionato Antonio Melis, autore di diverse guide storiche, e di suo editore Angelo Pastrello, fondatore della casa editrice editoriale Programma. Inoltre ci collegheremo più tardi con Aldo Cazzullo, che ci racconterà del suo libro La guerra dei nostri nonni, che ha venduto, pensate, già 180.000 copie. Quindi Angelo, cominciamo da te. Nonostante la tua giovane età hai aperto una casa editrice, che è stata tra l'altro una scelta coraggiosa, visto che il settore è abbastanza complicato. Sì, la volontà era di conciliare passione al lavoro. Il marchio editoriale Programma in realtà già esisteva storicamente ed era un marchio che pubblicava libri riguardanti il territorio veneto. Io l'ho ricostituito come SRL con la volontà di continuare questa collana che valorizzasse il nostro territorio, il territorio del nord-est. E quindi in cosa ti sei specializzato? Proprio appunto in quello che riguarda storia, guide, conoscere il nostro territorio. E da un'altra parte ho iniziato una nuova collana attinente alla salute e benessere. La narrativa invece è La narrativa la tengo lontana perché è un settore molto difficile da poter sviluppare. Invece in occasione appunto del centenario, quali sono le iniziative che hai programmato? Ho già pubblicato una serie di libri attinenti appunto alla Grande Guerra e l'ho affrontata da due punti di vista, da quello storico, proprio affidandomi tra l'altro a uno degli storici più importanti che abbiamo nella nostra regione, che è il professor Brunetta. Invece dall'altra parte ne ho parlato attraverso proprio gli itinerari, e in questo ho avuto questa ottima collaborazione con Antonio Melis. Tra l'altro una collaborazione che è nata casualmente, nel senso che Antonio era da sempre un appassionato di Grande Guerra, ma non pensavi di un giorno pubblicare dei libri. Poi appunto dall'incontro con Angelo è nata una serie di pubblicazioni, giusto? Sì, assolutamente, era lontano dai miei pensieri. La passione appunto mi ha spinto a raccogliere informazioni, fotografie, essendo anche un appassionato di foto, e a metterle al momento da parte. E successivamente, dopo una visita alla libreria di Angelo e un invito scritto, essendo un autore di manoscritti, nell'eventualità di un'eventuale pubblicazione, di rivolgersi a un loro responsabile. Preso il coraggio a due mani e in effetti niente, ho conosciuto in questo frangente Angelo, è nata questa collaborazione e niente, questo tra virgolette lavoro, sogno nel cassetto è diventato una realtà. Si è trasformato in qualcosa di concreto? Sì. Che pubblicazioni avete già fatto? Allora, abbiamo già, Angelo ha già pubblicato una guida sul Montello, perciò questa parte importante insomma, della Grande Guerra, e una seconda che è un percorso che va dal Ponte della Priula fino al mare, perciò segue il corso del fiume Piave, che va da sé appunto molto importante sempre per lo sviluppo della Grande Guerra. E ne avete una terza, no? Sì, c'è una terza che dovrebbe uscire a breve, che riguarderà invece le zone di quartieri del Piave, salirà verso Vittorio Veneto e ritornerà verso Santa Lucia di Piave, insomma ecco, un periplo sempre in quelle zone principalmente interessate dalla battaglia finale, diciamo, quella che poi porterà a Vittorio Veneto con la conseguente vittoria italiana e termine della Grande Guerra. Nelle tue guide racconti anche degli aneddoti inediti, diciamo, sono ricche anche di fotografie, e poi l'elemento innovativo sono proprio queste coordinate geografiche, no? Perché tu stesso ti perdevi quando andavi alla ricerca dei luoghi. Diciamo che ecco, ho cercato più il fatto inedito che non il raccontare la solita cosa. Scontato. Le coordinate geografiche sono diventate un po' una necessità, perché un appassionato come me, che ha un tempo abbastanza limitato, mi consentono di arrivare direttamente sul punto e di non perdere, tra virgolette, molto tempo. Quanti luoghi racconti negli itinerari? Ma diciamo che ogni guida raccoglie mediamente un insieme di 30-35 siti, diciamo, ecco, insomma. Il tuo preferito? Il mio preferito rimane la zona del Montello, è quella che in pratica è stata investita dalla battaglia del Solstizio, è quella che secondo me è quella che ha fermato l'avanzata austriaca e poi da dove è ripartita diciamo, lo sforzo italiano per la vittoria successiva.
E invece nel Montello, tu sei originario di quelle zone, andavi spesso nel Montello con gli amici quando eri piccolo? Sì, allora, nonostante il cognome che è di chiare origini sarde, in effetti io sono nato e adesso vivo a Treviso. E il Montello, come anche zone di Macerata sul Piave, sono zone dove io in effetti ho trascorso la mia gioventù. Come è stato quindi tornare e raccontare quei luoghi appunto per una pubblicazione? Sì, ecco, località che magari da giovane uno visitava chiaramente con un'altra ottica, adesso vengono rivisitate con un'altra importanza. E si rivedono monumenti che magari qualche anno fa erano dei meri appunto monumenti, oggi invece fanno parte di una storia ben precisa. E so che porti anche i tuoi figli, no? Sì. Sei papà di 2 bambini? Sì, spesso vengono con me, mi seguono, riesco ancora per il momento ad interessarli, tra l'altro sono molto, molto presenti, in effetti nella prima guida c'è anche una piccola dedica al figlio più grande che mi è stato molto, molto utile. E invece i tuoi nonni hanno partecipato alla Grande Guerra, ti hanno raccontato appunto degli episodi? Allora, il mio nonno materno, lui inizialmente era come soldato di fanteria e poi è diventato carabiniere e ha svolto il servizio durante la Grande Guerra nelle retrovie del Monte Grappa. E lì mi raccontava appunto alcuni fatti, non chiaramente, poi sono ricordi da bambino, insomma. E non mi ha raccontato molto dei fatti cruenti della guerra, come succede spesso, chi in effetti l'ha vissuta non ne parla molto volentieri. E quindi la tua passione per la Grande Guerra com'è nata? Ma diciamo che gioca forza il fatto di vivere comunque in una provincia che dal punto di vista naturalistico, storico, offre tantissimo. La provincia di Treviso, il Montello in particolare, anche una parte del Piave stesso, insomma Vittorio Veneto, sono località che sono state appunto al centro della Grande Guerra e che hanno pagato anche il tributo più alto, fatto di vite umane. E avendo queste risorse così vicine, il lavoro è iniziato appunto per un mero interesse personale. Successivamente invece è diventato, grazie ad Angelo, un qualcosa che mi ha dato anche molta soddisfazione. E il Montello, per esempio, che è un labirinto, come lo hai raccontato? Ecco, il Montello, hai detto bene, è proprio un labirinto, perciò diventa difficile creare un percorso in un dedalo di vie, di dorsali e di prese, come si chiamano. Perciò ho cercato di renderlo il più snello possibile, ma è stata veramente una fatica. Perciò l'individuazione appunto del sito è stata agevolata proprio dalla presenza delle coordinate, in modo che non debba perdere troppo tempo con una cartina, perché poi certi siti sono veramente difficili da individuare. Ecco, e i luoghi come li hai scelti, diciamo, quali criteri hai usato per selezionare questa trentina, no? Sì, mediamente sì. Ho cercato quelli un po' più interessanti e quelli comunque che avessero un qualcosa da raccontare, perché ho cercato di raccontare qualcosa e soprattutto qualcosa di inedito. Angelo, queste pubblicazioni sono nate casualmente, però sono state un successo. Sì, vedo che c'è molta richiesta di quello che riguarda proprio il locale. A me appassiona personalmente, lo faccio con piacere, però vedo che fortunatamente sono tanti i lettori che chiedono questo genere di pubblicazioni. E che strategie di distribuzione usi? Io sfrutto sia il canale edicole che il canale librerie. E anche il canale edicole vedo che nonostante si fa un gran parlare della crisi della carta del quotidiano, invece è ancora un settore che ha un suo bel bacino di utenti. E ci puoi dare qualche anticipazione sulla prossima uscita appunto del... Beh, come guide, come ha già detto Antonio, appunto sarà imminente una terza guida che chiuderà un ciclo, diciamo, attinente alla Grande Guerra, e dal punto di vista storico continuerò ad affrontare sempre le tematiche della Grande Guerra. Precisamente abbiamo iniziato col professor Brunetta a parlare del primo biennio del 14 e del 15, continueremo con la seconda parte per poi finire col 18 alla fine della guerra. E Antonio, tu che sei un appassionato appunto di itinerari, viaggi spesso anche all'estero, no? Qual è l'itinerario che ti colpisce di più? Ma sinceramente quello che mi ha lasciato qualcosa dentro è un viaggio che ho fatto qualche anno fa in Normandia, dove ho visitato i luoghi dello sbarco. In particolare ecco, la zona di Colleville-sur-Mer che sta proprio di fronte a Omaha Beach, dove in effetti ci sono stati gli scontri più cruenti.
Ci sono anche altre zone, Point du Hoc, dove appunto un battaglione di ranger è stato ridotto ai minimi termini. Sono cose che rimangono. Mi auguro, ecco, che questo ricordo appunto rimanga. Vedo che all'estero c'è questo interesse. Invece in Italia hai riscontrato appunto un interesse che è nato con questo centenario, oppure... Sì, noto in particolare che ecco, questo interesse c'è, chiaramente il centenario adesso lo sta ponendo in risalto. E tante attività sono poi gestite da gruppi di volontari, da associazioni, che per fortuna esistono, e che riescono a mantenere questi monumenti oppure questi cippi, questi comunque ricordi ancora vivi. La condivisione è un elemento molto importante per gli appassionati appunto della Grande Guerra, no? Sì, questo è sempre quello che io mi auguro, nel senso che quando sono alla ricerca di informazioni mi auguro sempre di incontrare qualcuno che voglia condividere con me le sue conoscenze. Tante volte, anziché andare a ricercare su internet oppure a leggere sui libri, conviene andare direttamente dalla fonte, cioè dall'esperto sul territorio, e acquisire le informazioni da lui. Sono sempre quelle più complete. A questo proposito so che c'è un aneddoto appunto che ci racconterai subito dopo la pubblicità. A tra poco. Bentornati, stiamo parlando di Grande Guerra con Antonio Melis, che è un appassionato e autore di guide storiche. Antonio, ci stavi raccontando appunto quanto sia importante la condivisione, no? Nella ricerca delle informazioni, e a questo proposito c'è un aneddoto particolare. Sì, stavo facendo delle ricerche appunto sul Montello e mi sono imbattuto in un libro che raccontava la storia di un caporale di Nervesa, un caporale del Genio Pontieri, che mentre prestava servizio appunto sulle rive del Piave a Nervesa salva un pilota inglese il cui aereo era stato colpito dagli austro-ungarici. Durante la visita del principe di Galles in Italia nel luglio successivo, il fatto era successo durante la battaglia del Solstizio, perciò nel giugno del 18, il principe di Galles vuole decorare personalmente questo caporale. Io ho trovato solamente un ritratto a pastello dell'avvenimento, però al momento lo misi da parte. Successivamente, continuando le mie ricerche in internet, mi sono imbattuto in un sito di un appassionato di Bergamo, il quale possedeva la fotografia che ritraeva appunto il principe di Galles che decorava il caporale dal Secco. E già questa è una coincidenza. Un'ulteriore coincidenza che ho messo da parte ulteriormente. A distanza di qualche mese, durante una visita al Museo della Battaglia del Solstizio, che è gestito da un'associazione appunto di volontari di Nervesa, all'interno di questo museo, in una teca, era conservata la medaglia del caporale dal Secco. E perciò sono riuscito a mettere a sistema le tre cose, perciò il racconto del caporale dal Secco che salva il tenente Muir, la fotografia del principe di Galles che decora il caporale e anche la medaglia. Adesso il trittico è completo ed è presente al Museo della Battaglia del Solstizio di Nervesa della Battaglia. Ora ci colleghiamo invece con Aldo Cazzullo, che ci racconterà del suo libro La guerra dei nostri nonni, e anche lui ci parlerà appunto di alcuni aneddoti particolari. Buonasera Aldo. Buonasera, un saluto a tutti gli spettatori. Ecco, io volevo sapere come ha raccontato la guerra nel suo libro. Io avevo un nonno che era un ragazzo del 99, quindi la Grande Guerra fa parte delle mie memorie familiari. Ho cercato di raccontarla con la voce di chi l'ha fatta. E io penso che i veri protagonisti della Grande Guerra non siano stati generali o politici, ma siano stati i nostri nonni, fanti contadini che hanno combattuto sul Piave, e nel caso del Veneto era proprio la guerra di casa. Io ho cercato di raccontare quelle sofferenze che oggi noi non riusciamo nemmeno ad immaginare, ma anche la loro capacità di resistenza, la loro forza morale, dei nostri nonni ma anche delle nostre nonne, che le nonne rimaste a casa ma andarono avanti in paese, e le donne in Veneto, meno nel Veneto che fu occupato fino al Piave, pagarono un prezzo molto alto anche in termini proprio di violenze subite. Per cui io penso che l'Italia non avrebbe vinto la Grande Guerra senza le donne italiane, e più in generale quella generazione diede prove di capacità di resistenza che tornerebbero molto utili anche a noi oggi nella guerra che dobbiamo combattere contro la crisi e contro il degrado morale del nostro paese. Suo nonno le raccontava della guerra?
Molto poco, il nonno della guerra non parlava quasi mai, parlava quasi con affetto del custode del campo di prigionia austriaco con cui era stato rinchiuso, il nonno era stato fatto prigioniero e rischiò di morire di fame, 100.000 prigionieri italiani morirono di fame e di stenti nei campi austriaci e quel custode un giorno impietosito da quei ragazzi di 19 anni che avrebbero potuto essere i suoi figli, stavano letteralmente morendo di fame, sollevò la rete del campo per consentire loro di andare a raccogliere un po' di patate e riempirsi la pancia. Per il resto il nonno non amava gli austriaci, quando mi comportavo male il suo massimo rimprovero era dirmi sei cattivo come un austriaco e non amava parlare della guerra, anche se sentivo che per quelli come lui il Piave era stato il capolavoro della loro generazione. E in quegli anni, nella sua opinione, c'era un senso della patria maggiore rispetto a oggi? Il legame con la patria era molto forte, tant'è che poi sul Piave i nostri nonni, fanti contadini, fecero quello che sapevano fare meglio, badare alla terra, difendere la loro famiglia. Io credo però in fondo che anche noi adesso siamo più legati all'Italia di quanto amiamo riconoscere. Riuscì ad intervistare anche qualche superstite in questi anni passati? Avevo intervistato qualche anno fa il più anziano fante della Grande Guerra, qui a Roma, da dove vivo adesso, alla Garbatella, si chiamava Carlo Orelli, si è ispirato all'età di 110 anni. Quando l'ho conosciuto erano già anni che non usciva più di casa perché abitava in una casa del 4º piano senza ascensore e mi spiegò, io sono sicuro di riuscire a scendere le scale ma non sono sicuro di riuscire a risalirle, perché gli chiesi ma lei ha 8 figli, non so quanti nipoti, potrebbe chiedere a uno di loro di aiutarla, ma lui mi ha risposto tutto fiero, io sono l'ultimo fante della Grande Guerra, non posso fare le scale di casa aggrappato a un nipote. Dopo quell'intervista che uscì sul Corriere della Sera, Carlo Orelli ebbe la medaglia d'oro al valore militare dal Presidente della Repubblica, fu intervistato un po' da tutte le TV, ma soprattutto gli fecero l'ascensore e così riuscì ancora a fare una passeggiata nel suo quartiere prima di spegnersi. E tra gli episodi che racconta nel suo libro ce n'è uno che l'ha colpita particolarmente? Sì, la storia di un maggiore degli Alpini che doveva guidare un assalto a una montagna imprendibile, cui si saliva soltanto uno alla volta lungo un canalone e dall'alto un solo cecchino austriaco bastava a fare strage degli italiani. Allora lui telefonò al comando dicendo chiedo di interrompere l'assalto, gli chiesero ma quanti morti hai? E lui rispose già 30 morti, dice così pochi, continua l'assalto. Ma nel frattempo gli austriaci avevano montato una mitragliatrice, si era creata una catasta di corpi fuori dalla trincea. Lui di nuovo chiede al maggiore di sospendere l'assalto, di nuovo il permesso viene negato e a quel punto lui dice c'è un solo modo per far cessare la carneficina, andrò io. Invano trattenuto dai suoi, lui esce da solo, si fa uccidere e l'assalto viene interrotto perché non c'è più l'ufficiale, se lo comanda. E racconta anche un episodio molto bello sul poeta Ungaretti. Un aneddoto molto bello, vero. Ungaretti fece tutta la Grande Guerra da soldato semplice, anche se aveva già 30 anni, perché era stato giudicato inadatto al comando e scartato dal corso ufficiale. E un giorno, stanco dopo una lunga marcia in compagnia di questi suoi commilitoni che avevano 18-19 anni, si lasciò cadere a riposare lungo una strada e passò di lì un sottotenente che si chiamava Ettore Serra e Ungaretti non lo salutò. Per molto meno si poteva essere fucilati. Il generale Graziani di Verona fece fucilare un fante che si chiamava Alessandro Ruffini soltanto perché l'aveva salutato senza togliersi la pipa di bocca. E invece quel sottotenente non fece fucilare Ungaretti, anzi gli chiese incuriosito ma tu chi sei? E Ungaretti rispose sono un poeta. Dice un poeta, ma che poesie scrivi? E Ungaretti si fruga nelle tasche, nelle giberne, tira fuori un foglio e il sottotenente comincia a leggere mi illumino d'immenso, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, e il mio cuore è il paese più straziato. A che il sottotenente trasecola, dice ma questi sono dei capolavori, hai altre poesie? E Ungaretti si fruga di nuovo nelle tasche, affida una serie di fogli scritti a matita al tenente che si fa dare una licenza, torna a casa a pubblicare le poesie e grazie a questa fortunata serie di coincidenze oggi noi possiamo leggere i versi di Giuseppe Ungaretti. Ringrazio Aldo per queste bellissime testimonianze e adesso mi rivolgo ad Angelo, un consiglio per chi volesse pubblicare un libro, magari ha un sogno nel cassetto e non osa tirarlo fuori. E sono tante persone ad averlo, mi rendo conto ogni giorno. Sicuramente armarsi di tanta pazienza prima di tutto, editori ce ne sono tanti, ci sono oggi tante possibilità per poter pubblicare un libro,
lo si può fare anche in 5 minuti ricorrendo anche a strumenti di autopubblicazione che adesso vanno molto. Però l'importante è trovare la strada che si vuole e essere soddisfatti poi del prodotto che si ha alla fine. La difficoltà maggiore è dare visibilità al proprio libro. Uno ci investe tanto tempo, tanta passione, quindi avrebbe piacere poi di poterlo vedere che va in giro, che le persone lo leggono, e quello è lo scoglio maggiore. Quindi sicuramente aver pazienza di cercare un editore con il quale instaurare un buon rapporto, un buon feeling, soprattutto di fiducia reciproca. La scelta dell'autore per un editore è importante, no? Assolutamente, è fondamentale il tema e l'autore, perché comunque l'autore, se vogliamo, poi è il principale strumento di divulgazione di un libro. Quindi io guardo sempre anche che le persone che ho di fronte appunto siano persone con cui si può costruire un buon rapporto di collaborazione, che siano anche loro stimolate a promuovere il prodotto che hanno realizzato. E invece per chi volesse aprire una casa editrice? Anche quello è un percorso sicuramente non privo di ostacoli. Diciamo che il consiglio che posso dare è trovare delle fette di mercato, delle nicchie di mercato che siano ancora, se non vergini, quantomeno da esplorare. Antonio, invece tu sei l'esempio vivente appunto di che tutto è possibile, no? Nella vita. Immagino sia una soddisfazione bellissima poter vedere un libro, no? scritto da te. Sì, la soddisfazione maggiore appunto è quella di vedere il prodotto assemblato e finito. E poi la soddisfazione è anche quella di vederlo poi distribuito, perché non ti nego che anche l'altro giorno stavo in una libreria, vedere le mie prime 2 pubblicazioni a fianco, insomma, fa sempre un certo effetto. E la famiglia come vive questa tua passione, no? Che ti porta lontano tutti i weekend alla ricerca dei luoghi? Ma cerco di compensare un po' il tutto, qualche volta li trascino con una scusa e poi alla fine si riduce a una gita fuori porta per andare a vedere qualche monumento, insomma. E ai tuoi figli che valori trasmetti? Ma ai miei figli cerco di trasmettere i valori che sono poi dei valori un po' normali, che sono quelli dell'educazione, del rispetto e a maggior ragione quando stanno davanti comunque a dei ricordi come questi della Grande Guerra, che sono poi dettati da persone, da contadini, come sentiamo prima anche, che hanno dato poi la loro vita. Ma qual è l'aspetto che ti affascina maggiormente di questo momento storico, no? Della Grande Guerra? Ma è un insieme di cose. Diciamo che quello che maggiormente mi attrae, se la parola può essere, voglio dire, usata, è che proprio in questa occasione abbiamo visto gente che veniva da varie regioni d'Italia, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal Veneto, dalla Lombardia, combattere nella stessa trincea. Perciò l'Italia era già una nazione relativamente giovane e questa secondo me è stata la prima occasione in cui l'italianità ne è uscita, certo in un modo tragico, però penso che sia stato il primo momento in cui tutti gli italiani si sono ritrovati insieme. E pensi che questi luoghi storici siano rispettati e valorizzati come si deve oggi? Qui dipende, ci sono alcuni monumenti chiaramente che hanno una certa importanza, che chiaramente hanno la loro visibilità, diciamo, e altri monumenti, altri cippi che sono un po' lasciati andare, un po' dimenticati. Bene, ringrazio ancora i nostri ospiti e vi invito a scrivere le vostre storie alla mail intransizione@antena3.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.